problema è stato sottovalutato moltissimo. Sul tema profughi l'ANCI Veneto punta il dito contro la cattiva gestione dello Stato italiano. Deve affrontare il problema e mettere l'Europa con le spalle al muro, sostiene l'ANCI. La proposta sul come agire arriva proprio dall'Associazione dei Comuni che spinge per una identificazione a tappeto. Si attrezzavano 500 uffici con 1000 carabinieri, cioè 2 carabinieri per ufficio, un amministrativo, un medico. Si visitano che non abbiano malattie infettive, si prendono le impronte digitali, si fa una bella carta d'identità digitale, gli si consegna tutto in mano e gli si riconosce lo status di rifugiato politico. Un modo questo per alleggerire il carico ai comuni già piegati da continue incombenze burocratiche, come quella dell'obbligo per le realtà sotto i 5.000 abitanti di condividere le funzioni fondamentali. Nel Veneto i comuni hanno poco personale e riuscire a condividere, garantire dei servizi efficienti è dura. Ecco, questo è l'aspetto che più viene messo in evidenza. E tra le funzioni condivisibili l'ANCI vedrebbe bene anche quella del segretario comunale, una figura però su cui incombono i tagli di Roma, ma che l'associazione difende a spada tratta, chiedendo al governo di tutelarla e conservarla. Da parte nostra l'esigenza di vedere anche a scavalco, come adesso i segretari fanno anche 2 o 3 comuni, però di garantire la presenza di questa figura, non la vediamo come uno dei primi sprechi, tra virgolette, da dover andare a tagliare.